Ehi Siri, mi scappa la cacca. Ok, un'opzione che vedo è bagni pubblici in via Dragan Cigana e Esolo. È questo che cercavi? No, è troppo lontano. Il prossimo risultato è bagno a Caorle, circa 13 km est da te. È questo che cercavi? No, non ce la farei, mi cago addosso. Non so se ho capito bene. Mi faccio la cacca addosso. Ehi Siri, mi scappa la cacca. Una possibilità che vedo è bagni pubblici in via Dragan Cigana e Esolo. È questo quello che volevi? No, mi faccio la cacca addosso. Posso farti compagnia? No, cioè, anche no. Ehi Siri, saluta l'Italia. Ciao, Ehi Siri, tu puzzi. quello che hai detto non è molto gentile. Ma è vero? Snasa, puzzi. Ehi Siri, balala lair la bamba. Ciao, come posso aiutarti? Serve roba? Ehi Siri, mi piacciono le tette. Dici davvero? Ehi Siri, mi piacciono le tette. Ricevuto. Così memorizza i miei gusti, no? Ma... Ehi Siri, ti piacciono le tette? Preferisco non rispondere a questa richiesta. Cos'altro posso fare per aiutarti? No, io stavo parlando con quest'altra Siri, non con te. Probabilmente con la Siri del telefono la storia è già finita, mi ha già troncato. Quindi è rimasta un attimo ancora aperta un po' la relazione che avevo con il Siri, la Siri del MacBook. Credo sia andata così la touch story. E Italia, è uscito il Mavic Mini 2, questo è ancora l'1. Niente, come dicono, l'1 perde troppo spesso il segnale. Quindi io ho fatto il reso, quando arriveranno indietro i soldini dell'1 passiamo al 2 che sembra tanta roba, ma te la racconto più avanti. Ora invece volevo approfittare, siccome dobbiamo renderlo, di soddisfare l'eterna domanda: può il Mavic Mini volare dentro un camper? Ah no, l'Amy, no Amy, no. Sì, può volare. Là, fermo lì cane. No. Ah, può andare anche Ucciu? Ah no, ha rilevato il letto. No, torna indietro. Woohoo! Beh, ha una precisione effettivamente assurda il Mavic. Amy, guardare e non sbranare, ok? Guardare e non sbranare. No, toccare quel drone, brava. Mi piace il senso di autocontrollo che ha il CP. No, è una cosa incredibile perché lei sa che non può vantarlo. Non toccare, no, brava. Se tu non hai idea di quanto la sto mettendo alla prova ora il cane, guarda, sta perfino tremando dalla voglia di farlo fuori, vero amore? È un po' come mettergli un gatto davanti, è la stessa cosa, vero gioia mia? Ma sì, lo sappiamo quanto tu odi il drone, amore, lo sappiamo, lo so che vorresti mangiartelo. Guarda cosa può servire questo, vedi Amy? Tac. Noi l'abbiamo preso con la scusa di lavare i piatti, ma in realtà, guarda, tac, vieni giù. Hai visto? Quella volta col falegname abbiamo detto questo sarà una base di decollo per droni? Cioè no, quello per lavare i piatti. Ti ha capito?